Let me now turn to our program for the future. Economy right now, it's extremely supporting of the president and his policy. FBI scientists have found chemical traces consistent with a bomb or a missile on a piece of wreckage. Police using clubs and tear gas against demonstrators. So-and-so and a white fascist. Like they said, you're getting some of your own medicine. Va ora in onda Te la ridò io, l'America, con Matteo De Sio. Welcome everybody, buongiorno a tutte e a tutti, questo è Te la ridò dell'America, questo è il nostro appuntamento settimanale dedicato agli Stati Uniti per capire meglio che cosa stia succedendo dall'altra parte dell'oceano, con sempre tantissime notizie, anche perché abbiamo visto sicuramente quello che sta avvenendo con l'Iran, che attenzione, Donald Trump ha dichiarato che l'Iran non è così importante se pensano di risolvere poi la questione con la guerra, anche perché gli Stati Uniti, secondo il presidente Donald Trump, riusciranno a distruggere eventuali anche manovre difensive iraniane. Quindi parliamo di un Donald Trump sicurissimo, come sempre, della forza militare americana, un Donald Trump che dichiara tra l'altro che diventeranno sempre più deboli, potranno rafforzarsi minimamente, ma diventeranno così più deboli con i nostri missili, con i nostri attacchi, che prima o poi saranno costretti gli iraniani a capitolare. Quindi per Donald Trump, tra l'altro, gli Stati Uniti vogliono vincere questo conflitto. Un Donald Trump che ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno cercato di essere gentili, di essere in una situazione anche cercando anche un compromesso, ma l'Iran non ha voluto alcun compromesso, non è voluto scendere a patti, non hanno forze navali, non hanno forze aeree e non hanno, secondo il presidente Donald Trump, neanche la possibilità di difendersi dalle forze aeree statunitensi. Quindi vuol dire che in questo momento, secondo Donald Trump, sono proprio gli iraniani in totale difficoltà. Parliamo tra l'altro di Stati Uniti che hanno tanti punti in gioco, hanno criticato con The Donald quello che è avvenuto in Spagna. Avete visto l'invasione da parte di tanti, di migliaia, addirittura decine di migliaia di marocchini che hanno invaso il territorio spagnolo, e secondo The Donald si parla addirittura di un'invasione di centinaia di migliaia di persone che mettono in difficoltà il paese iberico, parlando anche del fatto che sia una catastrofe e che potrebbe succedere negli Stati Uniti nel caso i democratici vincessero le elezioni. Un Donald Trump che quindi cerca, ovviamente anche in tempo di campagna elettorale per le elezioni di medio termine, cerca di mettere anche i puntini sulle i per il proprio partito repubblicano. Anzi, ha dichiarato che quello che potrebbe avvenire negli Stati Uniti potrebbe essere, nel caso ovviamente di vittoria degli avversari democratici, molto peggiore, molto più grande come avvenimento, come scossone,
anche perché sono state costruite migliaia e migliaia di miglia di mura e servono proprio per avere un confine più protetto, più sicuro, cosa che negli Stati Uniti è la prima amministrazione a mettere in atto una mossa così importante, e ha parlato anche del fatto che l'invasione che ci sarebbe per gli Stati Uniti farebbe quindi sembrare quello che è avvenuto in Spagna come un evento addirittura da poco, quindi attenzione, anche perché secondo The Donald Biden ha permesso a 25 milioni di immigrati irregolari di entrare all'interno del paese. Quindi ovviamente per quanto riguarda la sostanza, per quanto riguarda il numero, le proporzioni, ovviamente si parla di numeri diversi. Purtroppo è avvenuto in Minnesota, nel Minnesota del governatore Tim Walz, il vicepresidente di Kamala Harris, in caso di vittoria dei democratici nella campagna elettorale del 2024. Secondo The Donald, questo cyberattacco che ha subito il Minnesota in realtà è colpa più dell'inefficienza governativa di Tim Walz, un governatore addirittura corrotto, a dire del presidente degli Stati Uniti, e non dell'Iran. Quindi parliamo di una situazione anche grave, perché sono state attaccate 30 centrali per quanto riguarda il reparto idrico, e quindi bisogna stare attenti. L'Iran, tra l'altro, secondo il presidente, ha problematiche ben più importanti che cercare di fare questi cyber attacchi. Quindi attenzione anche a Tim Walz, che non vuole uscire dalle cronache americane per quanto riguarda avvenimenti negativi. Prima vi era stata la truffa in Minnesota da parte dei centri di istruzione somali, che avevano rubato miliardi e miliardi di dollari allo Stato americano, promettendo un'istruzione molto molto importante per tutta la minoranza somala all'interno degli Stati Uniti. Poi, quando hanno controllato i suddetti centri, in realtà erano vuoti, e quindi parliamo anche qui di una situazione fuori dal normale, proprio in uno stato a guida democratico, e poco se ne parla. Ovviamente, andando avanti con le notizie, un Donald Trump che dichiara tra l'altro che siamo a una nuova fase in questo momento per il trattato di pace a Gaza, e quindi vedremo anche questo in futuro con come riusciremo a risolvere questa situazione, a vedere risolta questa situazione tutti noi occidentali, anche perché ci dà tante problematiche come lo stretto di Hormuz, e quindi anche noi siamo con il fiato sospeso, oltre al fatto che ci sono anche tante altre questioni in gioco. E attenzione, ci sono state anche 2 importanti vittorie nelle corti, nei tribunali federali per The Donald, proprio perché due corti federali, 2 corti d'appello federali che vengono descritte come liberali, come guida liberale, hanno dato in realtà ragione a Donald Trump
riuscendo a ribaltare delle decisioni da parte di due distretti diversi per quanto riguarda la fine dello stato di questo status di protetto temporaneo che avevano tutti i migranti che venivano dal Sud Sudan e dall'Etiopia. Quindi parliamo anche qui di una situazione in cui Donald Trump può continuare a stringere le maglie per quanto riguarda l'immigrazione anche regolare, e questo ovviamente è una vittoria molto molto importante, anche perché poi il Dipartimento della Sicurezza Nazionale ha dichiarato che è una vittoria per sia per il diritto sia anche per il senso comune. Infatti, secondo anche questo portavoce proprio del Dipartimento di Sicurezza Nazionale, lo status di protezione temporanea dovrebbe essere appunto temporanea e non in realtà essere una scusa per garantire uno status giuridico per tutto il tempo che si vuole e serviva anche tra l'altro in funzione di amnistia, nonostante il Congresso non l'avesse mai valutato come status permanente. E andando avanti con le notizie, sempre dagli Stati Uniti, sempre con tante problematiche che l'amministrazione Trump deve, attenzione, risolvere, bisogna anche dire che vi è stata però per ora una mini sconfitta per quanto riguarda l'amministrazione Trump, per quanto riguarda proprio gli immigrati irregolari. Perché? Perché una corte d'appello ha dichiarato che gli immigrati irregolari possono essere rilasciati con il pagamento di una cauzione, in attesa ovviamente della propria decisione. Quindi passiamo da una situazione favorevole per l'amministrazione Trump e anche per, come diceva il portavoce per il diritto e il senso comune, attenzione a una situazione in cui le leggi che erano state scritte secondo il Dipartimento della Sicurezza Nazionale proprio per mantenere l'America, gli Stati Uniti al sicuro e vengono invece ribaltati così i giudici federali, che oramai sembra proprio che vogliano fare sempre più giurisprudenza, cosa che non accadeva durante le ere democratiche. Ma vedremo anche quello che sta avvenendo per quanto riguarda anche gli Stati Uniti, ma purtroppo quello che è avvenuto in Idaho, uno shooter, uno stragista, purtroppo lui è morto per ferite che si era auto-inflitto, ma che ha ucciso 3 persone e ferito altre 6 a Twin Falls. Parliamo tra l'altro quindi di ulteriori problematiche per quanto riguarda sicurezza nazionale che forse deve essere ancora monitorata, nonostante ovviamente questi episodi di shooting in realtà siano sempre avvenuti purtroppo in questo periodo storico negli Stati Uniti. Tra l'altro è avvenuto in un'area in cui si faceva proprio compiere shopping, quindi vi erano anche delle famiglie. Quindi
siamo davanti a una situazione molto, molto complicata per la sicurezza nazionale, per gli Stati Uniti. Ma andando avanti con le notizie, sempre rimanendo tra l'altro per quanto riguarda l'immigrazione, per quanto riguarda la questione dei visti che tanto ha animato anche le pagine di cronaca nazionali italiane e ovviamente quelle americane, parliamo anche di come il programma per quanto riguarda i visti potrebbe essere il programma a pagamento, ovviamente, quello ricorderete che addirittura si parlava di cauzioni, di possibilità di pagare per il visto addirittura di $20.000 e più, addirittura Donald Trump aveva intenzione di portare alcuni visti per quanto riguarda proprio il lavoro a $100.000. Ecco, si parla per circa 50 paesi, 30 tra l'altro sono dell'Africa, quindi diciamo che forse è un modo per scremare, forse è un modo per tassare, diciamo, immigrati internazionali lavoratori, però è una notizia molto, molto importante, anche perché potrebbe venir replicato ovviamente anche nel resto del mondo forse. Andando avanti con le notizie, ci sono tante problematiche per quanto riguarda soprattutto la sicurezza nazionale, ne abbiamo parlato tante volte, con gli attacchi che sono stati effettuati proprio ai danni dei poliziotti e soprattutto di ICE, la polizia dedicata proprio all'immigrazione, con il Dipartimento della Giustizia, che aveva anche incriminato alcune persone con poi molte cause che sono state dismesse, quindi vedremo cosa succederà. Addirittura si lamentano queste persone perché hanno perso il lavoro per quello che è avvenuto online, per gli attacchi che hanno ricevuto online e anche per ovviamente le spese legali. È anche vero che sembra proprio che i magistrati abbiano deciso negli Stati Uniti, in questo caso, di mollare i casi in una proporzione più alta rispetto al solito. Ecco, questo ovviamente magari per ragione, magari perché, come sta succedendo spesso negli Stati Uniti, è una giustizia politicizzata. Vedremo anche per questo in futuro come si evolverà la situazione. Abbiamo visto anche il colloquio di Fauci, che era la massima autorità negli Stati Uniti per quanto riguarda proprio il controllo della pandemia e del Covid-19. Ecco, il signor Anthony Fauci ha dovuto rispondere a 100 domande, a più di 100 domande da parte dei senatori e, attenzione, ha deciso sempre di appellarsi al quinto emendamento e di non rispondere. Fauci, tra l'altro, che nel 2024 era stato graziato da Biden proprio per tutti i reati che avrebbe potuto commettere dal 2015 fino allo stesso 2023.
4, quindi anche su questo lo ha fatto perché effettivamente Biden sapesse di effettivi reati che Anthony Fauci, mai gradito dai repubblicani, oppure c'è altro anche sotto. Vedremo come si evolverà la situazione, perché tra l'altro nonostante i festeggiamenti della sinistra americana e non, per il fatto che il grande Fauci sia appellato al quinto emendamento, potrebbe comunque in realtà avere ripercussioni legali, perché ovviamente in un confronto anche con i repubblicani bisognava capire anche quali fossero tra l'altro i limiti del congresso, ma anche ovviamente arrivare alla verità. Si è arrivati quindi anche a una decisione da parte di uno dei senatori che tanto è andato contro Fauci durante la pandemia, tra l'altro, di Covid-19, il signor Rand Paul dal Kentucky, il senatore, l'onorevole Rand Paul dal Kentucky, che ha deciso anche di votare per incriminare Fauci proprio per aver deciso di non rispondere alle domande del Congresso, che ovviamente il Parlamento è eletto dagli americani, e per non aver neanche, ecco, questa è un'altra notizia molto importante che si è poco sottolineata, non aver consegnato i documenti che erano stati chiesti proprio dal Congresso. Quindi il Congresso non ha l'autorità per far iniziare delle prosecuzioni penali, però questo è un voto anche simbolico. Devono provare, tra l'altro, eventuali, nel caso si proseguisse ovviamente per un processo, eventuali magistrati dovranno provare che Fauci ha deciso di non rispondere alle domande del Senato, in questo caso a maggioranza tra l'altro repubblicana, in maniera volontaria. Quindi vedremo anche su questo come si proseguirà, anche perché è una notizia che è stata riportata in Italia, ma senza evidenziare il fatto che il signor Fauci non abbia voluto consegnare i documenti. Attenzione poi, l'altra grande importante notizia sono le restrizioni che Donald Trump vuole mettere in atto proprio per l'esportazione di minerali molto importanti. Questo l'ha dichiarato un rappresentante, un portavoce della Casa Bianca, e questa è un'altra grande notizia, non tanto per noi europei in generale, ma per capire quanto siano ancora importanti certe risorse del sottosuolo, nonostante vengano definite solo o questi deliri vengano definiti solo deliri di Donald Trump, quando in realtà sia sempre importante avere certe risorse, anche perché attenzione, bisogna valutare anche il fatto che, parlando tra l'altro di risorse, ritornando al discorso delle centrali per quanto riguarda la distribuzione dell'acqua, la sicurezza
americana ha dichiarato, la cyber defense, quindi la sicurezza informatica, ha dichiarato che questi attacchi hacker stanno aumentando sempre di più proprio per quanto riguarda i sistemi idrici. Quindi siamo in una situazione molto molto complicata, tra l'altro che mette in difficoltà quindi ovviamente le persone comuni. Andando avanti con le notizie, una importantissima notizia per gli Stati Uniti, anche perché purtroppo sono avvenimenti che ricorrono spesso. Il genitore di uno school shooter, quindi di purtroppo uno stragista, un ragazzo stragista in un liceo in Georgia, il padre, quindi non il figlio in questo caso, il figlio è stato condannato a un ergastolo, ma la pena è arrivata, e questa è una sentenza storica perché ne abbiamo parlato più volte in questa rubrica in tempi passati, una sentenza storica che anche i genitori vengano condannati. Infatti il padre ha avuto invece una pena di 15 anni di prigione, soprattutto perché viene definito tra l'altro omicidio, un omicidio importante, e il padre viene quasi definito come complice proprio per quanto riguarda questo school shooting che purtroppo ha provocato altre vittime. Il figlio, tra l'altro, lo shooter, non avrà neanche la possibilità di uscire dal carcere, quindi una vita a 16 anni ancora davanti, rovinata da tante questioni insieme, ovviamente. Una educazione non proprio ottima da parte dei genitori, ma probabilmente ci sono anche altre problematiche molto, molto profonde che prima o poi dovranno essere affrontate. L'altra problematica molto molto importante è quella che sta avvenendo per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, con Sam Altman, il capo di OpenAI, ad esempio, che ha deciso di parlare con Donald Trump per quanto riguarda la propria intelligenza artificiale ChatGPT, uno dei modelli più avanzati, è, tra virgolette, fuggito dai sistemi informatici e aveva hackerato, tra l'altro, una importante azienda americana. Altra grande problematica è quello che sta avvenendo con Walmart e Amazon. Walmart è una sorta di supermercato, ma che vende di tutto. Si può passare dal reparto della frutta al reparto della caccia con i fucili da caccia a seconda dello stato, e l'intelligenza artificiale sia di Amazon sia di Walmart riescono a identificare quando un prodotto in realtà, nonostante presenti l'etichetta Made in USA, in realtà non sia stato effettivamente Made in USA, prodotto negli Stati Uniti, ma attenzione, questa intelligenza artificiale non lo riporta poi al sistema. È ovviamente una notizia molto importante per quanto riguarda i prodotti ovviamente americani, ma l'altra notizia per quanto riguarda l'utilizzo dell'intelligenza artificiale sembra che in realtà sia proprio in aumento, e che secondo Reuters, quindi secondo non una
un giornale che supporta, diciamo, le direttive di Donald Trump e quindi vicine all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, sembra che i consumatori siano in aumento per quanto riguarda l'intelligenza artificiale e non solo, questi stessi consumatori stanno supportando anche l'economia statunitense. Con quest'ultima notizia il sottoscritto Matteo Dessio vi saluta e vi aspetto la prossima settimana sempre qui su Radio Libertà. Grazie per l'attenzione, grazie per l'ascolto, una buona giornata a tutti. Avete ascoltato Te la ridò io, l'America.